Abram aliere in lacuiains e all'ere vieli, e il Signore aveva benedito Abram in tut. Abram mi dise al famei pui vieli de so chiase che il calmesce vedut. Met la man sotto de me quese. Tu has di giurami pal Signor, Dio dal cielo, Dio de tiere, che non tu chiolaràs par mio fi une femmine fra mies des fis di Canaan, la cosoia sta como. Ma tu laràs tal mio país, te me parentat, e tu scelgeràs la vie une femmine per mio fi Isaac. Il famei domandà, sa la cor la femmine non varà voi di venire da ormi finti in che país? Au allora dimenato fi tal país che tu sei saltat for tu? I risponde Abram, puor mai te, se tu tornaràs a menagno fi la vie. Il Signor, Dio dal ciel e Dio de tiere, che mi ha giavat de chiase di mio pari e de tiere de meint, che mi ha dit e giurat che alvares dade tutte queste tiere alla me gernassie. Il Signore al manderà il suo agnul davanti di te, perché tu puoi dischioli une femmine di la vie per mio fi. E se la femmine non volerà venire da urti, tu saras libera dal giuramento che ti domandi. Dome non vuoi che tu menis mio fi la vie. Il famei al mette la mano su de queste dal suo paron Abram e giurà in merito. Il famei al chiole disca meis dal suo paron e chiaria su duce che il suo paron al veve di bon si mette in viaggio e alle de bande di Aram Naraim la città di Nacor. Al fasen genoglassi camei for de citat, d'ogni dal poc. Sore sere, quanche lis femmini si salti in fora ori. Disal, il Signor, Dio da mio paron Abram, dammi fortune voi, e mostrimi il buon cor che tu has con mio paron Abram. Io sto d'ogni dal poc, e lis fis da ioms de citat a ies in fora ori laghe. La fantate che i disarai, sbasse un cimi la topile, co poi di bevi, e ie mi risponderà, bev, e io imbevererai anche ti camei, che sarà la femmina che tu has destinat pal tuo famei Isaac, e io varai un spieli, che tu has vude remission da mio paron. Non veve neanche finito di fevelà che salta fuor Rebecche, figlia di Betuel, figlia di Milche, femmine di Nacor, fradi di Abram, e veve la pile su per spalle. La fantata era una stella di giovine, e era vergine, e non aveva chiamò no conosciutom. E dismontai al poc, e gli emplà la pile di crep, e attorna su. Il famei al cuore davanti di e dise, par plasè, lasciami bevi un flat di aghe de topile. I rispondei, bev, paron, e a sbassà svelte la pile di crep sul braccio, e i di bevi. Quando aveva finito di dai di bevi, dise, o voi auri anche paitic a me finché varan di studare la sete. E di svuedà svelte la pile tallai dei nemai, e a lei di corse lì dal poc par uri, e a uri par dugi camei. L'uomo le chialava cense di peraule domandansi se il Signor lo aveva fatto arrivare al suo intento. Finit che aveva in di bevi camei, l'uomo palchiolè un anel d'aur che pesava 10 ciclo, e gli al mettetta snarilis. E torda i bras, due bracciales che pesava in 10 ciclos d'aur, e al dise, fie di cui sesto tu, dimal par plasè. In chiesa di topari ese place, covares voi di passare l'agnut. I rispondè, io sono la figlia di Betuel, il figlio che Nacor ha avuto di Milche. E a continuà, in chiesa nostra le strane fen tant che tu vuoi se anche place per daus un sottet. Allora l'uomo si buttò a partire e al pre al Signor disint. Benedet sia il Signor, Dio da mio paron Abram, che non l'ha mai molade a sua misericordia e il suo buon cur per mio paron. Il Signore l'ha direggiuto i miei pas fin in te chiase dal fradi da mio paron. La fantate e le di corse a contai a somarice che gli era succeduto. Rebecca aveva un fradi che aveva non Laban, e Laban al corre inquintri all'uomo lì dal poc. Appena che vio dell'anel e i braccialis che aveva sossur, e che sentì sossura di, vece mut che mi ha fevelat che l'uomo. A lei inquintri all'uomo, per lui chiamò in pis d'ogni dei camei lì dal poc. I dise, ven, benedetto dal Signore, parsemo restituto di fur alla qual che io hai già preparato la chiesa, e displaciat per i camei.
L'uomo all'entrà in chiesa e la ban urtirà via il basta ai camei. Urdei camei strani e fen, e per lui e per che lo accompagnavano aghe per lavassi. I presentarin di mangià, ma lui al disè: non cercerai bocchiade se prima non sai dit c'è quai di Dius. E la ban gli rispondè: fevele, di sal, io o so il famei di Abram. Il Signore l'ha emplato il mio paron di benedizioni e l'è diventato un sciorone. Ha dato bestiam minut e grand, arint e aur, fameis e siervis, camei e mus. Sare, la femmina del mio paron, ha dato, quando lui aliere già su di età, un frutto che l'ha ereditato di tutte le robe. Il mio paron mi ha fatto giurare questo: non tu chiolarás per mio figlio una femmina fra mieci des figli dei cananeos, così a sta come. Puar mai te, se non tu vaste chiese di mio pare, te me fa me, a scelgi una femmina per mio frutto. Io gli ho detto a mio paron: se la cor che queste femmine non volerà savente di vigni da urmi. E lui mi ha risponduto: il Signore, che io ho chiaminato sempre so dei si voi, al mandarà il suo agnolo con te, e ti farà arrivare a buon fin, e tu chiolarás per mio figlio una femmina de me fa me, de chiese di mio pari. Dome, quando tu sarai arrivato de me fa me, tu sarai liberato de me maledizione. Se non avessi in che di date, tu saresti liberato de me maledizione. Io ho sono arrivato voi d'ogni dal poch, e ho detto: il Signor, Dio da mio paron Abram, fasimi ti prego un spieli per sapere se tu sei disponuto a portare a buon fin il viaggio che so colì per quel. Io mi metto d'ogni dal poch, la fantate che vignerà a uri, e io gli disarai: per piacere, dammi di bevi un flato di aghe de topile. E io mi risponderà: bev, che io orirai anche per i camei, che e sarà la femmina che il Signore ha destinata per il figlio da mio paron. Non avevi neanche finito di dire dentro di me che Rebecca arriva con la pila di crepe su per spalle. E le iuli dal poch e a uri. Io gli disei: dammi di bevi per piacere. E io e tirai svelte la sopila e mi dice: bevi, intanto che io imbeveri anche i tuoi camei. Io gli hai bevuto e io imbeveràs anche i miei camei. Gli domandai: figlia di cui sei tu? E io mi rispondè: o sono la figlia di Betuel, il figlio che ancora la vu di Milche. Allora io hai mettuto che stanel tesnarilis e che sbracciales torna i bracci. E mi sono buttato partiere e ho preato il Signore. E ho benedito il Signore, Dio da mio paron Abram, che mi aveva menato per strade dritte, a chioli per il suo frutto, la figlia dal fradi da mio paron. Po ben, se sei disponuto a mostrare mio paron bontà e buon volere di Seimal, se no di Seimal di stesso, in modo che puoi voltarmi a destra o a ciampe. Laban e Betuel chiappare in la peraule e a diserin, c'è che al destino del Signore non lo può dire né di sì né di no. Rebecca è qui davanti di te, chiolite e va, e che diventi la femmina dal figlio del tuo paron come che l'ha detto il Signore. Quando il famiglia di Abramo al sentì che si speraulis, si buttò a partiere davanti al Signore. Al tira fuori robe d'aure, d'arinte, vestis che regalà Rebecca, al fase anche regai di quei fins, a suo fradi e a suo mari, a mangiarin e a beverin, lui e gli uomini che lo accompagnavano, e a passare in lagnut. Talindoman, quando a fuori in Evas, al disè: lasciami tornare da mio paron. Allora il fradi e la mari di Rebecca gli diserin: lascinos la frutta e chiamò un dis con no poi potrà partire. Ma il famei o rispondè: non stai a fammi intardà, come che il Signore mi ha fatto arrivare l'intento. Lasciami partì, quai di tornare da mio paron. Allora loro gli diserin: clamin la frutta e domandin le ie. Acclamarin Rebecca e diserin: osto la con che stom? E io rispondè: o voi. Allora lasciarin partire Rebecca, con la ba e il famiglia di Abram e i suoi uomini. A benedirin Rebecca e diserin: tu neste sur che tu diventis miars di miars, che la togliernassi e arrivi a buttaiù la parte dei nemici.
Rebecca li sosiervis a llevarin in pis, a montarin sui camei, e i lerin da Uri all'om. Il famei al chiole Rebecche e al partì. Isaac ali era tornato dal poc di la Cairoi e a stave tetiere dal Negeb. Isaac ali era saltat fur per chiappare une bocchiate di aiar te campagne, sull'à mon dal soreli. E al cianti voi al viodè arrivai camei. E Rebecca al cianti voi e viodè Isaac. E dismontai iù dal camel e i dise al famei. Qui esal che l'om l'aiù te campagne che non svegni inquintri. I rispondè il famei, a legno parò. Allora ie e chiolè il vel e si taponà. Il famei contà Isaac duce che aveva fatto. Isaac al menadenti Rebecca te tende che gli restade di somari sare. Le chiolè e diventà la sua femmine e i volè un ben di vite. Così Isaac si consolà anche de muar di somari.